Passate le settimane di lockdown dovute all'emergenza sanitaria del coronavirus, dopo 5 mesi sono riprese le ricerche di Samira El Attar, la mamma marocchina scomparsa dalla sua abitazione di Stanghella il 21 ottobre del 2019. In carcere da gennaio c'è il marito Mohamed Barbri, arrestato dopo essere fuggito in Spagna ad inizio anno. L'uomo si dichiara da sempre innocente. Le nuove ricerche del corpo di Samira questa volta si sono concentrate tra Stanghella e Boara Pisani. Carabinieri e vigili del fuoco hanno perlustrato alcuni pozzi delle campagne circostanti, insieme a loro anche la protezione civile, i vigili e un cane molecolare, ma anche questa volta non sono state ritrovate tracce. L'indagine sulla scomparsa della 43enne marocchina stanno per avviarsi alla chiusura e questo ennesimo sopralluogo era un ulteriore tentativo di cercare delle prove in vista del processo a Mohamed che dovrebbe iniziare a settembre. A maggio era stato ritrovato un cellulare bruciato, molto probabilmente quello di Samira. Il telefono è stato recuperato in un casolare tra Stanghella e Boara Pisani, lo stesso casolare in cui nei giorni della scomparsa della donna era stato localizzato il cellulare del marito.